La politica adesso langue il dibattito sull'approvazione dello statuto in Consiglio regionale. Intanto scoppia la questione delle leggi inutili, cioè quelle non più finanziate. Vediamo. È riconvocato per la prossima settimana da mercoledì il Consiglio regionale. L'approvazione del nuovo statuto del Veneto langue da diverse sedute, un impasse tra centinaia di emendamenti, discussioni e polemiche sull'eventuale taglio dei consiglieri regionali. Già si intravede il rimpallo di responsabilità sul possibile ennesimo fallimento dell'approvazione in aula dello statuto. Proprio da Palazzo Ferrofini, dall'Osservatorio regionale della spesa, arriva un altro impietoso dato sulla legislazione veneta. Noi abbiamo analizzato 2000 leggi, da queste ne abbiamo tratte 400 e da queste altre un centinaio non finanziate o non attuate nel Veneto a partire dal 2007. Cosa vuol dire? Che ci sono leggi che vanno abrogate, ci sono invece leggi ancora molto buone che non sono state applicate e attuate. Ecco, queste vanno attuate, le altre vanno abrogate, altre vanno parzialmente modificate. In sostanza si fanno leggi che diventano inutili perché non finanziate, 1 su 5. Un caos legislativo sottolineato dal monitoraggio dell'Osservatorio regionale sulla spesa. Serve una semplificazione. Credo che il lavoro molto significativo di dati molto consistenti che sono arrivati sarà un lavoro importante e significativo per ogni singola commissione. Sarà competenza appunto della Presidenza della prima inoltrare questa documentazione importante affinché poi ogni singolo Presidente abbia la possibilità di verificare quelle che sono le leggi che sono state attuate, inattuate e di lavorare in maniera significativa. E proprio per protestare contro